Buongiorno, oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Daniele, lo chef dell'osteria Il Mulino di Zoppola e oggi vi preparerò un piatto di gnocchi alla ricotta con crema di ortiche e lo speck croccante. Per la preparazione del piatto abbiamo bisogno di 250 g di ricotta fresca, 150 g di farina, 2 cucchiai di parmigiano, un uovo e del sale. Impastiamo la ricotta con il parmigiano, il sale e l'uovo. Una volta che abbiamo ottenuto un impasto cremoso, aggiungiamo la farina, continuiamo a impastare e lavoriamo come un classico gnocco di patate. La crema all'ortica, semplicemente sbollentiamo l'ortica in acqua, la scoliamo e la frulliamo. A piacere possiamo aggiungere delle patate lesse oppure un goccio di panna per dargli più cremosità. Lo speck lo tagliamo sottile, lo mettiamo su una placca e lo cuciniamo in forno non ventilato a 90 gradi per 3 ore. Bene, allora vi aspettiamo qui al mulino in osteria per assaggiare tutti i nostri piatti.